Ciao Giulia. Giulia è la prima ad aver entrato in questa live tramite YouTube. Ciao Giulia. Grazie di cuore. Grazie Giulia. Allora, vediamo adesso chi entra in live con noi. Il sottoscritto a tenervi compagnia anche quest'oggi fino alle ore 16:30 più o meno. Ed volevo salutare in apertura un po' tutte le persone anziane, tutti i bambini del mondo, tutti gli ammalati con una prestissima guarigione. Salutiamo anche l'amico Sergio Zaccarillo, buon pomeriggio a te, famiglia e tutti in live. Grazie Sergio, un abbraccio forte. Un caloroso abbraccio da parte mia per te. Carissimo Sergio, sappi che sto lavorando per una grossissima novità che poi ti spiego, sempre aderente alla musica. Stavolta sarai il primo ad usare questo mio progetto. Adele Aceto, maestro, lieto di rivederla anche oggi. Piacere tutto mio, carissima Adele. Un bacio forte. Oggi è sabato, sarà una live un po' più chiacchierata perché suppongo che il sabato chi c'ha l'amante esce con l'amante, chi c'ha il marito sta in casa e quindi non possono chiamarmi, insomma è una giornata un po' particolare il sabato per tutti quelli che mi seguono. Va bene anche così. Allora, vediamo un po'. Chi vuole parlare con me lo può fare solo telefonicamente, componendo il numero di telefono questa volta lo potete prendere da un mio video che sta pubblicato nel mio profilo TikTok. Vedete, c'è un mio video col numero di telefono bello visibile. Ho voluto mettere questo video proprio per le mie live e ho dovuto metterlo a pagamento, quindi ho pagato per poter pubblicare questo video, perché come sapete TikTok vieta di mettere i numeri di telefono, però se pagate non vi dice niente. Dice Giulia Cleo, che significa se sogni la mattina una persona? Dipende a chi sogni, come l'hai sognata. Qua c'è massima serietà e disponibilità con il sono dell'ora. Grazie Sergio. Hai capito Giulia? Dipende a chi hai sognato e dipende cosa hai sognato, perché il sogno c'ha una spiegazione logica. Se tu mi spieghi posso darti, se poi è così riservato mi puoi contattare in privato, va bene? Allora.
Hai sognato una persona abbracciata a te. Se una persona che conosci, c'è un entrambi desiderio, entrambi, tutti e due, avete lo stesso pensiero, quindi avete lo stesso desiderio, meglio dire. Allora, schedine con i tarocchi. Io sogno sempre la mia ex, ma la mia ex mi odia, non vuole tornare. Che significato ha? Vabbè, tu la sogni perché la desideri, perché sei stato rifiutato da questa persona e quindi il forte desiderio te la fa sognare nel tornarci insieme, capito? Sì, Giulia, e questo sta a significare il sogno. Raffaele ha finito, buon pomeriggio maestro. Ciao Raffaele, buon pomeriggio anche a te. Salutiamo anche l'amica Emma Sceri, buon pomeriggio Emma. Allora, chi desidera parlare con me lo può fare telefonando al 345 630 81 72. Fate tap 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 dal monitor, sul monitor aumentiamo i like quando più è possibile, grazie di cuore, e condividete questa live con i vostri amici se vi fa piacere. Ciao Rox Perrel, buon pomeriggio maestro, le auguro una buona live, grazie di cuore e buon sabato a te, grazie. Ok Sergio, grazie. Linee libere 345 630 81 72, potete chiedermi tutto quello che volete, purché non mi chiedete per la salute perché non sono un medico. Fate tap tap sul monitor, in questa mia live non si paga niente, non dovete pagare niente, è del tutto gratuito. L'unica cosa è per le persone che amano scrivere i commenti per una perdita di tempo, andate a farlo altrove perché qui non ci sono commenti, solo telefonate in diretta live. No, che vuol dire? Tu puoi sognare quando vuoi, dipende il cervello quanto è attivo. Capito? Non è quello il discorso, Giulia. Non è il fatto avverarsi o non avverarsi. Volere e potere, dico sempre, volere e potere. Quando si desidera un qualcosa, volere e potere, se vuoi lo puoi ottenere. Cosa dice Rox Pirrell? Come sta maestro? Bene, bene, bene. Ringraziando il Dio in perfetta forma. Andiamo a rispondere alla prima chiamata. Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, mi dica. Prego. Volevo sapere se la mia storia d'amore continuerà o finirà. Quanti anni tieni tu? Che segno sei? Allora, io sono nell'Ariete, Sì. ho 39 anni, e lui ha 44 anni, nel segno dell'Ariete. Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 3. Andiamo a vedere un attimo, No, non mi serve il nome.
Allora, questo è un rapporto che si può ancora salvare, nel senso che si può ricucire come si deve, però se tu cambi carattere, perché il tuo carattere è un po' possessiva, un po' gelosa, quindi stai rovinando un qualcosa di bello dovuto al tuo carattere. Quindi le persone, io dico sempre che chi è gelosa vuol dire che non vale, vuol dire che si deperisce e ha paura di un'altra donna, perché se tu saresti una donna come si deve, una vera femmina, avresti fiducia nel tuo uomo e combatteresti qualsiasi donna, perché tu sarai superiore alle altre. Se non lo sei, vuol dire che vali il 50%. Capito? Io ho capito. Quindi la rottura non c'è, andremo avanti. Ti ripeto, si può salvare quest'unione, perché come sta adesso le cose non stanno bene, dovuto al tuo carattere. E lo so che è vero, però una cosa, aspetta, se tu tieni paura delle altre donne, vuol dire che come donna vali zero. Ma io il sospetto ce l'ho, cioè più forte di me, non lo so, ce l'ho Ma il sospetto non vuol dire certezza, capisci? Ma tu non ti hai comprato un cavallo o hai comprato una Ferrari testa rossa. Tu stai a fianco a un uomo, merita il rispetto e non merita la tua possessività e non merita di essere tu la sua padrona. Non sei la padrona di nessuna, capo. Capito tu a me? Non capire. Vabbè. Vedi tu, io ti ho detto come stanno le cose, mo vedi tu. Ma buono? Sei bravissimo, complimenti. Mi arrangio, ciao. Voi siete abituati ai cartari, Cosa dice Rox Perel? Deve insegnare un corso di autostima, maestro, secondo me a tanta gente, sì. Se farei un corso del genere, Roxer, non si iscrive nessuno, capisci? Perché tutti si ritengono superiori, nessuno si iscriverà al corso, perché tutti si ritengono superiori. Siamo alla fine, siamo al di sotto dello zero. Io non capisco quando si innamora di una persona. Allora, rispondiamo prima. Pronto? Pronto, maestro Leo? Sì, buonasera. Buonasera, sono Domingo della Bilancia. Sì. Volevo sapere un po' in ambito lavorativo e familiare. Allora, puoi fare una sola domanda, Francesco? Sì. Domenico, scusa. Sì, prego. Una sola domanda, cosa vuoi sapere? Il lavoro o la famiglia? La famiglia è la più importante. Ok, quindi qual è la domanda precisa che fai? Allora, la domanda precisa che faccio è se c'è negatività o... perché poi ultimamente c'è un po' di negatività, vedo che ci affligge. Vediamo un po', mi dai la tua età e il tuo segno? Allora, segno Bilancia, Sì. età 35 anni. E la tua compagna? Sempre nome e età di nascita? No, solo l'età e il segno. Ok, 29, Scorpione. Ok, scegli 1, 2, 3. Mi scegli un mazzo di carte 1, 2, 3. 3. Un attimo solo. Pourquoi devrais-je
Allora, ascolta, Sì. diciamo che negatività io non ne vedo, è solo un periodo di stanchezza, problemi che vi portano al non capirvi uno con l'altro. Ok. Perché c'è come esattamente da 5 mesi Ok. che c'è questa incomprensione dove scatta facilmente il nervosismo, ma non perché c'è negatività, perché c'è stress all'interno della famiglia, dovete comunicare un po' di più, cercare di avere un po' più dialogo tra di voi. Capito? Ok? Ok. Perché negatività non ce n'è, credimi. Ok. Va bene? Va bene, ti ringrazio. Buona serata. Buona serata. Pronto? Pronto? Buonasera, buon pomeriggio, prego. Salve maestro, buon pomeriggio a lei. Prego. Volevo farle una domanda. Sì. Io sono qualche anno che cerco di avere una gravidanza. Mhm. Abbiamo problemi medici, nel senso che abbiamo fatto entrambi tutti i controlli. Sì. Volevo sapere se lei vede qualcosa. Non sono un medico, devi attenerti alle regole dei medici, alle cure dei medici e No, siccome noi non abbiamo niente appunto, volevo vedere se lei magari in un futuro riusciva a vedere qualcosa. allora non avere niente come malattia è umanamente impossibile non avere figli, quindi qualcosa ci sta. Vediamo, io chiedo alle carte se nella tua vita ci sarà una gravidanza. Va bene? Va bene. Quant'anni c'hai? Che segno sei? 31 Toro. Ma non c'hai figli proprio? Sì, uno ce l'ho. E quindi perché se non c'è niente non arrivano gli altri? Non lo so, Qualche problema ci sta. non si capisce. 1, 2, 3. 3. Allora, la carta della gravidanza mi esce, ecco qua la scritta gravidanza mi esce, quindi ci sarà gravidanza, devi trovare il giusto medico che ti controlla e ti fa qualche controllo specifico per scorgere qualche problema che sicuramente ci sta. Io sono rimasta incinta a novembre e purtroppo a dicembre lo stesso. Vedi, qualcosa ci sta. Uno di voi Sono andata da diversi specialisti, sia io che mio marito, un sacco di soldi, perché ogni visita comunque costa, lo so. ma nessuno mi sa dire hai questo problema qua o tuo marito ha questo problema qua. Risulta tutto a posto, per questo che il discorso sai qual è?
I medici sono un po' come i meccanici, no? Se tu hai dal meccanico con un guasto alla macchina, se quel meccanico ha avuto già un'esperienza con quel tipo di auto, con quel tipo di guasto, dice metti qua 2 minuti te l'aggiusto. Se non ha avuto mai nessuna esperienza con quel guasto, con quel tipo di auto, e allora è difficile di aggiustarlo. Capito come funziona? Perciò se tu avessi avuto un problema, allora dici vabbè, io ho un problema, ma qua tu dici non c'è nessun problema, ma se non c'è nessun problema, com'è che non riesci? Non si capisce. Ti ripeto, a me mi dà gravidanza, quindi continuo con i controlli, trovare il giusto medico che ti metta a posto. Va benissimo, maestro, la ringrazio, grazie per il tempo che mi ha dedicato. Arrivederci, arrivederci. Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera a lei. Dunque, il mio problema è che sto attraversando un periodo di instabilità economica. Volevo sapere se le cose si aspettavano un poco e soprattutto se riuscivo a far terminare gli studi a mio figlio. Quanti anni c'ha lei, signora? Io ho 60 anni. Segno? Calcio. Quindi stabilità economico. Lei lavora? No, sono pensionata. E quindi quella è la cifra, quelli sono i soldini e là si deve girare. Sto pensando di lavorare. Ah, ecco, perciò dicevo, se quella è la pensioncina, quello è il tutto, sti soldi da dove devono arrivare? Sto pensando di fare un lavoretto extra. Benissimo, andiamo a controllare. 1, 2, 3. Un attimo solo. Allora, volevo fare un caro saluto all'amica Santina con la sua dolcissima mamma, che questa mattina ci siamo incontrati a casa loro per una mia consulenza lì a Santa Anastasia, provincia di Napoli. Buon pomeriggio. Allora, vediamo subito cosa dicono le carte. Allora, signor, le carte mi dicono che a livello economico riuscirà a tappare il tutto, ma parliamo del prossimo nuovo anno. Quest'anno qua deve solo arrangiarsi, le cose andranno come stanno. Ho capito. Va bene? Riuscirò a far fare. Sì, ce la farà, signora, non si preoccupi. Grazie. Ma le auguro tanta felicità, signora. Grazie anche a lei. Arrivederci. Pronto? Pronto? Io ti sento. Ah sì, no, perché ho passato il telefonino che la vedo dal suo telefono perché sono in bomba. Prego. Allora, la saluto, io chiamo dalla Sicilia. Ascolta, io volevo sapere una cosa. Io ho 18 anni e sono come scegliere del Vergane del Leone e mi chiamo Chiara. Volevo sapere, siccome mi sono lasciata un anno fa con il mio ragazzo
che si chiama Marco e ha sempre 18 anni ed è dello Scorpione. Ci sentiamo, io so che lui l'ha fatto allontanare la mamma e lui mi ha lasciato. Ora siamo, diciamo, amici. Lui dice che vuole stare da solo e il futuro non lo sa, che mi vuole bene. Volevo sapere insomma se ci può essere un ritorno. Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 3. Un attimo solo. Allora, c'è possibilità che questo ragazzo torni da te. E quando? Come tempistica si può sapere? No, devi chiamare i cartari. Io tempistica non ce l'ho. Quindi E lei vede sempre che ho sentimento verso di me e la mamma tipo un po' si leva dal mezzo. dipende il sentimento qual è per te. Cioè a un anno che siamo lasciati, quindi non può essere quell'amore di Viene prima la mamma e poi se c'è spazio arrivi tu, ma la prima è la mamma. Il primo sentimento è la mamma di un ragazzo, Ho capito. come il primo sentimento per te è tuo papà, tua mamma. Ho capito, due genitori. Va Quindi bene. pensi, cerchi di imparare a pensare un po' nel modo diverso, ok? Va bene, comunque lei dice che può essere un eventuale ritorno. Sì, Ok, la ringrazio gentilissimo, una buona serata. prego, arrivederci. Avete capito perché io le ragazzine non voglio consultarle? Andate a giocare con le scimmiette. Su, una alla volta, forza. Pronto? Voce? Pronto? Sì, salve. Buonasera. Buonasera. Posso farle una domanda? Sicuramente. Allora, volevo sapere se una mia amica, noi ci facciamo una mia amica, eravamo molto affezionata, cioè ritorniamo a vederci. Quanti anni c'hai tu? Che segno sei? Allora, io ho 51 anni, sono dell'attuale, la mia amica da 2 anni della Vergine. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 2. Un attimo solo.
tempo io ti dico che possa ricucirsi questo rapporto tra di voi, perché il tuo essere troppo azzeccosa l'ha impressionato un po' questa persona, per capirci, Ok. capito? Va bene, Quindi ma non sai dirmi se Sereno? no, il tempo non esiste. Va bene, Arrivederci. la ringrazio. Prego. Cari amici e cari amiche, mi serve un vostro piacere. Io ho creato un nuovo profilo su TikTok che si chiama Il Maestro Cleo. Andate lì a mettere il seguo, facciamolo crescere anche l'altro profilo per sicurezza, perché siccome su TikTok per semplici stronzate bloccano i profili, allora abbiamo l'altro per sicurezza, così. Quindi facciamolo crescere, andate lì sul profilo nuovo che si chiama Il Maestro Cleo ed mettete il seguo. Grazie. Pronto? Buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio. Allora, 63 anni del Leone, Sì, abito con una mia figlia. È un periodo che non si capisce più niente in casa, va tutto male. Sto cercando un lavoro perché anche mia figlia non sta lavorando più bene, c'è qualcosa che va male, non capiamo. è un periodo brutto per tutti, signora. Capito? È un periodo dove lo... Può vedere per il lavoro, per cortesia. Sì, vediamo se si sistemano le cose. Però è un brutto periodo. Dica. Allora, mia figlia è 38 del cancro e io 63 del leone. Va bene. Scelgo 1, 2, 3. 3. Allora, signora, ci sarà un momento migliore già dal prossimo mese. Ci sarà una ripresa, diciamo, molto lentamente, ma ci sarà. Riuscirete a mettere in ordine un po' il tutto, però pensa che non siete gli unici. Qua in Italia stiamo un po' inguaiati tutti quanti. Dovuto... Sì, non lo so, ma è una cosa impossibile, quello che succede qua dentro. Vabbè, perché lei sa i fatti suoi, ma non sa i fatti degli altri. Voi mangiate ancora, qua ci sono gente che non possono mettere il piatto a tavola, signora. Capito? Intanto pensate a chi dovete dare il voto. Questo è da pure imbecilli, però. No, io non mi posso. Non le dico cosa andrei a fare di tempo. Perché qua ci stanno rovinando Lo so, la corrente. Signora, spero che non ci vada nessuno a votare. Signora, io pagavo l'anno scorso, questo periodo qua, ho pagato di corrente 350 euro.
l'altro giorno ho pagato quasi 600 euro e come me tutti gli italiani hanno pagato un aumento. Oggi ho dovuto pagare un bombolone di gas 45 euro. Ma con quale entusiasmo si pensa andare a votare, a chi dare il voto? Ma con quale entusiasmo? Noi di sicuro non andiamo a votare. Che vergogna, che Io dico vergogna. la verità, 63 anni, io in vita mia avevo votato 4 volte. Ha fatto bene, signora, ha fatto bene. È una vergogna. Perché loro a me non mi hanno mai dato da mangiare. Bravo, bravo, nemmeno a me, signora. A casa mia il premier sono io. Chiaro? Vabbè, Lo so. signora, le auguro il meglio della vita, mi creda, va bene? La ringrazio, maestro. Un bacio forte, signora. Grazie, arrivederci. Arrivederci. È una vergogna di quello che stanno combinando. Una vergogna. E gli italiani, tutti convinti, causa reddito cittadinanza, tutti quanti con la speranza. Buonasera. Salve maestro, buonasera. Buonasera. Volevo sapere se vedevo un ritorno nella mia vita di una persona. Da quanto tempo? Da quando è andato via? Ma lui è andato via, diciamo, da un paio di mesi, però poi si fa sentire. Io non capisco le sue reali intenzioni, sinceramente. Vediamo subito. Anche se io sono stata molto chiara, nel senso che se torna deve tornare con un'altra testa. Allora, quanti anni c'hai? Sì, io sono un cancro e ho 50 anni, lui invece è un capricorno e ne ha 58. Scegli uno, due o tre. 3. L'amica Giulia dice oggi è arrivata anche a noi la bolletta 690 euro, quasi 700 euro. Anche io 700 euro. Auguri. Non dimenticate di andare a votare, eh? No. Non dimenticate proprio. No, prima cosa, segnato. Sì. Scegliete la posizione. Che vergogna, mamma mia. Avete capito? E non finisce qua. Vorrei dire a questi che comandano, no? A questi bastardi, perché sono solo bastardi e infami, una persona che prende di mensilità 1.000 euro al mese, va? No, non la si può fare più. Togliendoci l'affitto, se c'è un affitto da pagare, togliendoci la corrente, che si deve mangiare? Non mangia. E loro si vanno a prendere 25.000 euro al mese, 30.000 euro al mese. Sti bastardi infami. Persone che vanno, vecchietti che vanno a vedere nell'immondizia, dentro cassolette la monnezza. Povera gente, mamma mia, che vergogna. E corrono agli avvotati, corrono ad andare a votare. Sti pecoroni di italiani, sono una banda di pecoroni. Allora, vediamo subito se questa persona torna. Allora, le carte a me un ritorno me lo danno pure, non subito, perché questa persona tu l'avevi abituato un po' male. Che succede? Che gli avevi dato troppo comodità
E lui si era abituato a questo tuo comportamento, hai capito? Quindi che è successo? Una volta che tu hai cacciato le unghie fuori, no? Infatti lui non mi riconosce, dice che io sono un'altra persona. Perché tu eri scema prima, capito? Mo che sei più dura, non ci conviene più. Hai capito? Quindi questa persona un giorno tornerà da te, ma metti le carte bene in tavola. Devi essere molto chiaro e devi dare molta disponibilità di seguirti, se no mandala a fanculo. Ma sì, dobbiamo pure vedere che poi alla fine non mi stanco neanche di tutta questa cosa, perché... È chiaro. Infatti. Ma un rapporto, allora io dico sempre che un rapporto deve essere libero. Quindi massimo rispetto uno con l'altro e bisogna essere chiari. Ma se non, tutto questo non esiste, cioè se non c'è chiarezza in un rapporto, è chiaro. Permette che tu, se devi avere un uomo così, permette che te lo scegli tu a chi vuoi portare a letto. Ma infatti, no, vabbè, ma questo sicuramente. Ma no, il fatto che lui fa capolino, ricompare, sparisce, io questo non capisco. Ma non che alla fine io ci esco, perché ultimamente sono stata categorica. Il fatto che lui, come se volesse mantenere legata. Ma perché l'hai abituato tu? Se tu l'avessi mandato a fanculo il primo giorno quando si è comportato così, vedi che in questo momento tu saresti diversa. È una questione di abitudine. È perché quello torna, ti racconto quattro chiacchiere. Ma non mi neanche risponderlo più. Bravo, fai bene. Sì, no, vabbè. Ok? Grazie. Ti abbraccio, arrivederci. A proposito, volevo salutare il mio carissimo amico Francesco, ho detto Ciccio, ciao Ciccio, se sei in ascolto, buona visione. Va bene? Allora l'amica Giulia dice: io sono contro il voto, sto a casa, mangio e bevo alla faccia loro. Bravissima. Fausto Merolla, nuovissimo penso, perché è la prima volta che ti leggo, Fausto. Ciao, sono Fausto, volevo salutarti. Grazie Fausto, un abbraccio forte. Merolla, Fausto Merolla. Allora, carissima Giulia, io la penso come te. Sai perché? Io, la mia persona, il giorno 25 di settembre, con l'aumento di benzina che abbiamo avuto, dovrei mettere la benzina dentro la mia auto, consumare i soldini, mettermi in macchina, perdere il mio tempo preziosissimo ad arrivare al seggio dove si dà il voto. Devo andare lì, devo votare. Per quale motivo? Per essere complice di questo stato di ladri e per dare un aiuto
alla persona che vado a dare il voto di farlo ingrassare le pacche. Poi lui prende 20.000 euro al mese, va al ristorante, mangia a base di pesce, come si vede, tutto champagne, tutto quanto, poi fa anche il ruttino e dice per la faccia degli italiani. Ehi, dove essere complice tu? Non esiste. Vado io al ristorante a mangiare a base di pesce e champagne, faccio il routine e dico per la faccia vostra. Io la vedo così. Poi tutti gli altri fate come volete, tanto lo dico sempre, si devono mangiare pure i bimbi nelle culle, se li devono mangiare. Quello che ci stanno combinando è pochissimo, ci devono fare il peggio, perché lo meritiamo, non siamo buoni. Allora, linee libere, aspettiamo con qualche altra telefonata. Raffaele Affini dice: concordo con voi, maestro, ma quella è la realtà, Raffaele. 1 più 1 fanno 2. Poi il fanaticismo, ricordatevi, esiste dappertutto, nella religione, nella politica. Ci sono i fanatici della democrazia, i fanatici del 5 Stelle, i fanatici, quello è fanaticismo, chiaro no? Quindi alla fine l'abbiamo capito con l'era di internet, abbiamo capito che chiunque sale lì sopra a Roma a governare non comanda lui, ma comanda l'ordine mondiale. L'ordine mondiale dà un protocollo da seguire a tutti che stanno a capo di un governo in tutto il mondo, e loro devono seguire quel protocollo. Quindi è inutile che dico io faccio questo, io faccio quello, io vi do questo, io vi do quello. Non possono fare un cazzo, perché comanda l'ordine mondiale. Ricordatevelo. Questa qui sarà un'altra fortissima delusione, questo 25 settembre. Vedrete cosa succederà, vedrete cosa ci combineranno ancora a noi. Vedete, ricordatevi queste mie parole. Quella è la miglior cosa, carissima Giulia, un bel bicchiere di vino, il Taurasi, e dopo mazzata a cecata. Ai ai ai. Allora ragazze, amiche, amici, vi volevo segnalare a voi tutti una cosa molto importante. Io non l'ho mai detto, lo voglio dire adesso. Io sono il direttore di una bellissima radio che trasmette, 2 radio, che trasmette musica napoletana e un'altra trasmette musica internazionale. Allora, se voi andate sul motore di ricerca di Google, scrivete SMAV Radio. Abbiamo anche un profilo su TikTok, SMAV Radio. Cliccateci sopra e ascoltateci. È mia, quindi ascoltate la musica che vi piace in H24, ok? Pronto? Buonasera. Vabbè, attacchiamo subito senza perdere tempo. La vita va vissuta, Giulia, attimi per attimi. C'hai un attimo per me? Meglio scherzare, ragazze. Qua la cosa è seria, è delicata. Meglio scherzare veramente. Non dobbiamo sottovalutare. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, la sento, prego. Buonasera.
buonasera. Buonasera. Giussi, Dimmi Giussi. volevo aperto le carte, mi dica un po' lei quello che vede. Non ho capito? Volevo, se per favore mi può leggere le carte, ma mi dica lei quello che vede su di me. Ma va. Sto masto questi, sto masto con questi, io detto napoletanamente. Apri le carte, voglio vedere quello che esce, mi dici. Ma che sto a lavorare per lei? Ma vado a fanculo. Scusatemi la mia risposta, perché se lo merita. Abbiate bontà. Telefono fuori posto, andiamo per i saluti. Mi apri le carte, vede lei cosa esce sulla mia persona. Ragazzi, ma ci rendiamo conto? Non ho idea, guardate, non ho idea. Quando io diceva Totò, più capisco l'essere umano e più mi lego agli animali. In questa live solo una domanda, perché io sto qui per sfizio mio, ma non per sfizio vostro, perché a me, di voi tutti, me ne frega un tubo. Se avete fiducia in me, mi date il vostro problema nelle mie mani e io ve lo risolvo. Ma dei vostri problemi a me non me ne frega un cazzo. E cercate di essere rispettevoli nei miei riguardi, come io lo sono con voi. Ok? Io rispetto e pretendo il rispetto. Ok, amici miei, io vi saluto. Chi vuole parlare con me solo in privato al solo costo di 30 euro, pagate 30 euro e io vi faccio il consulto. Non come era nel pomeriggio, prima della live, mi ha scritto una persona, una ragazza, dice: mi può fare la prima domanda gratis? Ma ci rendiamo conto? Ma chi te l'ha ordinato? Il medico di farti un consulto? Boh. Grazie Giulia, ti voglio un sacco di bene. Vabbè, non va niente. Dio perdona chi non sa cosa fa. Allora, io vi saluto, miei cari amici, vi rinnovo l'appuntamento per lunedì pomeriggio. Domani non dimenticate, ci sarà la live solo su TikTok, non su YouTube, ci sarà la live dei saluti domenicali. Come faccio ogni domenica, mi affaccio in live per augurare la buona domenica a tutti. Brava Giulia, diglielo. Ok, allora vi abbraccio a tutti e vi auguro veramente tanta felicità, tanta buona fortuna. Ok, e a voi teste di rape, cercate di fare dei corsi per acculturarvi un pochettino, ok? Perché se siete teste di rape, dalla vostra testa non possono uscire i cetrioli, sempre rape escono dalla bocca, escono sempre le rape, non possono uscire i cetrioli, magari. Allora, un abbraccio forte, vi voglio un sacco di bene, alla prossima mia live, ciao a tutti.
Mentre per voi di YouTube un caloroso abbraccio, ok? Un abbraccio forte, ciao Giulia, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, un abbraccio circolare a tutti i miei seguaci, ciao, io ti ho bene, ciao a tutti.